video, Matteo ha deciso di schiantare il drone. Questo è il Sicily's Journey, un progetto assurdo nato da un gruppo di folli e abbiamo iniziato a fare video in giro per la Sicilia. Pronti a unirvi a noi nelle nostre avventure? Ma buongiorno compari e benvenuti nell'episodio 53 del Sicily's Journey. Oggi siamo a Calascibetta, un borgo al centro della Sicilia che esploreremo con voi! Partiamo! La prima tappa per esplorare Calascibetta sono le 3 croci che sono nella strada per arrivare al paese e sono davvero fighissime, con un panorama che dà direttamente nel paese. Scusi, ma lei dove sta andando, Io sto andando ad iscrivermi al canale YouTube del Sicily's Journey perché solo il 5% di voi che state guardando questo video siete iscritti. Mi raccomando, iscrivetevi, lasciate un like, commentate e magari anche un super grazie, così ci date una mano a fare questi contenuti di qualità altissima. Siamo appena arrivati a Calascibetta e la prima tappa di oggi è il Museo della 500. Il più grande club di modello al mondo della 500. Ed essendo il club più grande del mondo troviamo infiniti cimeli di ogni genere, dall'uso e manutenzione, dai pezzi di ricambio, da qualsiasi logo e scritta degli anni che sono succediti nella 500, tutti i tipi di motore, tutti i tipi di ruote e i cambi e infinite cose. Inoltre tutti i pezzi che vedete sono stati tutti donati da dei membri dell'associazione. Questo fa capire l'amore che si può provare per un unico modello italiano come questo. Guarda che cute, guarda che piccolina, guarda che piccolina. E questo è un modello unico, una 500 dipinta totalmente dal pittore Caputo di Barrafranca, dove nelle fiancate troviamo tutti i paesaggi tipici di Calascibetta ed è un pezzo unico che solo questo ne vale la pena la visita al museo. Ma dove l'ho trovato un museo del genere? Dove? Scrivetelo, scrivetelo. Visita spettacolare questa qua, un museo tra l'altro unico che non avevamo mai visto niente di simile. Vi ricordiamo che per fare la stessa visita che abbiamo fatto noi dovete avvisarli prima, vi lasciamo tutto in descrizione per poterli contattare. Club 500 è ovviamente presente a tutti gli eventi della città, come quello che si terrà fra qualche settimana, ovvero la prima settimana di settembre, che è la Madonna di Buon Riposo, dove i 500isti il sabato precedente, mi raccomando, si raduneranno e tutti i 500isti oltre al club saranno presenti lì e noi vi aspettiamo. Qualcosa di rinfrescante? La villa comunale di Calascibetta. Ah, e puoi chillare comodamente tra in queste giornate estive. A pochi passi dalla piazza centrale di Calascibetta, piazza Umberto I, una sosta va fatta nella chiesa Maria Santissima del Carmelo.
finalmente si va a mangiare. Ed è proprio nella piazza principale che c'è il posto in cui andremo a mangiare oggi, Ochiano. Allora, ragazzi, se venite qua dovete chiedere assolutamente alla signora Giovanna che vi saprà consigliare sicuramente cosa mangiare. Ma quindi Matteo, oggi che cosa ci stiamo mangiando? La signora Giovanna ci ha consigliato la parmigiana, la caponata, gli gnocchi alla xibetana, gli gnocchi in burro e salvia e poi dei calici di vino. Che buona sta caponata. Ne approfitto per ricordarvi che abbiamo girato un episodio soltanto sul vino e il Petit Set vi invitiamo ad andarvelo a recuperare. Gnocchi alla xibetana realizzati con una crema al piacentino ennese ed è devastante. Matteo, un giudizio su questo? 9,5 pieno. Non è 10 perché ne avrei avuto il quadruplo. Forse fossero stati il quadruplo avrebbero avuto 10. Sono d'accordissimo. Davvero buonissimi. Gnocchi, burro e salvia buoni. È la prima volta che provo gli gnocchi con questo condimento. Forse la pasta semplice è migliore, però molto molto buona. Abbiamo esagerato? Sì. Mangeremo tutto lo stesso? Sì. Ce ne frega qualcosa? Assolutamente no. Ci siamo arricreati, abbiamo mangiato un primo, un secondo, 2 secondi che sembravano 6. L'antipasto, non ti dimenticare. L'antipasto, Le ribs che erano per tipo 6 persone. caffettino. Tattico. Comunque, per un totale di 79 euro, quindi più o meno 20 a testa. E abbiamo mangiato davvero bene. Il locale ha un'aria molto familiare, proprio da paesino, però nel senso buono della parola. E sono Passateci. gentilissimi. Sono gentilissimi. E adesso continuiamo con l'Exploration. Continuando subito dopo il locale e girando a sinistra vi troverete davanti l'Arco di San Giuseppe, che è la strada ideale per raggiungere via Carcere. Ragazzi, incredibile, Goethe è passato da qua e gli è piaciuto tantissimo. Ed è qui dove abitavano prima gli abitanti di Calascibetta, mentre in questa scalinata pazzesca ci fanno il presepio durante Natale. Ma qual è la cosa più figa di Calascibetta? Perdersi nei vicoletti mentre si sale verso la parte alta. Siamo persi nelle viuzze, ma alla fine siamo arrivati dove volevamo arrivare. Alla chiesa madre di Calascibetta, il punto più alto della del borgo. Siamo giunti alla chiesa madre di Calascibetta, o anche chiamata Regia Cappella Palatina, che è stata costruita sopra il rudere di un castello. La cosa che più salta all'occhio di questa chiesa sono queste colonne antichissime che sono decorate alla base con questi motivi allegorici davvero unici nel suo genere. E questo è un altro pezzo unico della Regia Cappella Palatina di Calascibetta, ovvero un cimbro di marmo, e attenzione ai dettagli, si può capire con che livello di qualità è stato scolpito, davvero incredibile.
Nelle pareti laterali della navata ci sono 8 tele risalenti dal 1500-1700 circa, e in più all'interno della sacrestia c'è la tela del conte Ruggero con alcuni abitanti della città di Calascibetta, e in più un altro segno della scuola ganginiana all'interno della chiesa, oltre al ciborio di marmo che abbiamo visto poc'anzi, è anche il fonte battesimale. Ed eccoci arrivati al poggio del conte Ruggero di Altavilla, questo punto panoramico devastante in vetro che ti fa venire un po' i brividi, ma è allo stesso tempo spettacolare. Quindi da qui si vede l'Etna, ma invece quella che cos'è? Quello è il capoluogo di provincia più alto d'Italia, ovvero Enna. Non abbiamo potuto fare a meno di notare che molti degli edifici qui a Calascibetta sono intitolati proprio al conte Ruggero d'Altavilla. Ma chi era? Lui era un normanno che ha partecipato appunto alla colonizzazione della Sicilia, estirpandola agli arabi. A Calascibetta nello specifico ha capito che si poteva creare una fortificazione pazzesca sopra un punto panoramico altrettanto pazzesco, in modo tale da poter controllare un po' tutto l'entroterra siculo. Ci troviamo in piazza San Pietro, che oltre ad esserci il Poggio Reale c'è anche l'omonima chiesa, dato questo nome da Ruggero II in omaggio al Papa Nicolò II morto nel circa 1060, e successivamente costruita la torre normanna nel 1079 per fortificare e anche torre d'avvistamento, fortificazione della basilica e ovviamente sopra il Monte Xibet, quindi per il controllo del territorio. Un bel posto per guidare il drone, se avete un drone dovete venire a Calascibetta, ragazzini. E niente, Calascibetta stupisce sempre. Ci siamo imbattuti in piazza del Soccorso e c'è un panorama mozzafiato. Abbiamo ripreso la macchina e ci stiamo dirigendo al villaggio bizantino. Iniziamo adesso il nostro tour guidato al villaggio bizantino, che vi ricordo essere facilmente raggiungibile da Calascibetta seguendo le indicazioni per Borriposo e poi le indicazioni per il villaggio bizantino. Vi lasciamo in descrizione tutto l'occorrente per contattare il personale, così da trovare il villaggio aperto e il personale disponibile per voi. Siamo appena arrivati al villaggio bizantino, un sito rupestre grande ben 3 ettari. Prende il nome da bizantino perché appunto l'epoca bizantina era quella che ha sviluppato tutto ciò che vedremo tra poco, ma era anche vissuto in epoche precedenti. Infatti prima veniva usato per seppellire i morti e proprio in epoca bizantina è stato riconvertito nelle strutture che andremo a visitare adesso. Per esempio la prima che andremo a vedere è proprio quella del Palmento. In questo punto specifico possiamo notare il susseguirsi delle varie civiltà che hanno colonizzato la Sicilia. Qui per esempio abbiamo una nicchia scavata a forno che risale all'epoca preistorica, mentre in epoca greca questa caverna è stata allargata per diventare una tomba a camera. In epoca romana sono diventate delle catacombe, mentre durante la colonizzazione dei bizantini abbiamo quello che oggi vediamo ed è un Palmento. Inoltre questo sito è tempestato da queste installazioni di Germano, alcune ve le faremo vedere, altre vi consigliamo di scoprirle con i vostri occhi perché sono disseminate per tutto il parco e anche dentro Calascibetta. Questo qua è il fossile di un pettine di San Giacomo, ci sta ad indicare che prima Calascibetta si trovava sotto il livello del mare.
Continuando il percorso verso nord-ovest abbiamo trovato un'altra grotta che ovviamente è stata svuotata in epoca bizantina e qui è stata ricavata una chiesa a 2 navate. Alcuni segni del muro possono essere assimilabili all'incastrare delle travi per far sì che creare un soppalco in cui gli animali, le bestie potevano vivere sotto e i pastori vivere sopra. Una di queste grotte, questa in speciale, è stata la grotta Fiordaliso perché la famiglia Fiordaliso ha vissuto qui fino agli anni 80. Ci troviamo al secondo piano della chiesa e sono presenti queste nicchie, infatti questa grotta era adibita a colombaia dove allevavano i piccioni per carne, pelli, col cibo. Noi adesso stiamo andando via, vi abbiamo fatto vedere le 2 grotte più grandi e più accessibili in questo momento e alcune riprese aeree, ma il percorso continua a nord-est ovviamente con persone dedicate e vi lasciamo tutto in descrizione ovviamente per seguire la guida che dovete contattarli e ci sono più sotto altre grotte e un sistema idrico da visitare ovviamente. Come degna conclusione di questo video, Matteo ha deciso di schiantare il drone. Bravo Matteo! E grazie a questa fantastica avventura fornita da Matteo siamo riusciti a vedere la parte inferiore delle grotte, davvero molto bella. Questo solo. Ce l'abbiamo ragazzi e... nei prossimi episodi scoprirete se vola ancora. La missione drone si è conclusa con esito positivo, ma ci ha permesso di apprezzare appieno questo parco bellissimo, un posto fantastico dove venire a rilassarsi facendosi anche una passeggiata nel chill assoluto. E allora compari siamo arrivati alla fine anche di questo fantastico episodio. Avremmo voluto fare la chiusura a Buon Riposo, che è una contrada molto famosa di Calascibetta, ma purtroppo abbiamo beccato la messa incoming, giusto per segnalarvi che la prima domenica di ogni settembre c'è una festa fighissima che è appunto la festa di Buon Riposo e vi consigliamo calorosamente di venire perché c'è un sacco di attività fighissime. Assolutamente imperdibile. Inoltre avremmo voluto fare la necropoli di Realmese che purtroppo in questo momento non è molto accessibile e vogliamo anche ringraziare calorosamente il comune di Calascibetta che ci ha aiutato nella realizzazione di questo video. Io come al solito vi do appuntamento tra 3 settimane nel prossimo episodio del Sicily's Journey.